verdetto di Zaia è arrivato questa mattina dopo averli sentiti 1-1. Nessuno dei tre consiglieri coinvolti nell'affaire dei 600 euro sarà ricandidato. Forcolin si dimette da vicepresidente e assessore. Nuova ordinanza della Regione, test obbligatori per chi fa parte di determinate categorie giudicate a rischio per la diffusione del contagio o vacanzieri che rientrano da paesi a rischio. Crescono seppur lievemente i positivi al coronavirus nel veneziano, ma l'azienda sanitaria rassicura di 29 focolai, 9 sono estinti, gli altri sotto controllo. Potente deflagrazione alle 7 di mattina in un'abitazione di San Michele al Tagliamento, una donna è rimasta gravemente ustionata, incolume il marito. Sequestrati dai carabinieri di Jesolo e San Donà di Piave 2 appartamenti in affitto ad extracomunitari dediti allo spaccio ed irregolari sul territorio nazionale, denunciata la proprietaria. Più di 500 kg di plastica e rifiuti raccolti dalla spiaggia di Pellestrina, il risultato raggiunto da un centinaio di volontari che in un pomeriggio di lavoro hanno reso l'isola plastic free. Il meglio del rugby nazionale ed internazionale in festa all'isola di Malamocco, presenti il campionato della nazionale azzurra, Luca Bigi, giocatori del Benettone delle Zerre di Parma. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la vicenda del bonus INPS, il verdetto di Zaia è arrivato questa mattina, nessuno dei tre consiglieri regionali coinvolti verrà ricandidato, nel frattempo si è dimesso da vicepresidente della regione e assessore Gianluca Forcolin. Ai Veneti dovevo dare una risposta rispetto alla questione che ho posto. Loro tre non si ricandidano. Loro tre sono Gianluca Forcolin, vicepresidente della Giunta regionale, quindi vice di Zaia, Alessandro Montagnoli, presidente della prima commissione in Consiglio regionale, e Riccardo Barbisan, consigliere regionale. Per tutti e tre i leghisti la campagna elettorale per una riconferma a Venezia finisce qui. Il verdetto presidenziale, quindi per definizione inappellabile, è arrivato a 4 giorni dall'inizio della tempesta perfetta, cominciata con la fuga di notizie dall'INPS, tempesta che si è abbattuta senza pietà anche sui palazzi Balbi e Ferrofini. Storia recente quella del bonus da 600 euro che il governatore veneto ha ripercorso, ricordando di essere stato il primo politico italiano a promuovere un'operazione verità. Quando io ho visto la famosa agenzia nazionale domenica pomeriggio, forse è accaduto, e leggo questa agenzia sibillina nella quale si parla dei famosi 5 parlamentari, poi vedo e altri amministratori comunali e regionali, ho detto come regionali? Cos'è sta roba? Ho subito, lasciatemelo che vi ricostruisca la storia, ho subito scritto a tutti i miei consiglieri, abbiamo la fortuna di avere una chat, e ho chiesto ad ognuno, ditemi se avete mai percepito o richiesto un bonus, sì o no. Un out-out che ha portato all'emersione dei tre nomi e alle rispettive ricostruzioni. Tutti hanno avuto un colloquio con Zaia che riconferma come la posizione di Forcolin sia diversa, ma che la premessa per la decisione sia stata la richiesta e non la ricezione effettiva del bonus. I cittadini partono da un presupposto e il ragionamento è partito da un presupposto dalla presentazione della domanda. Dopodiché è pur vero, lo dico a quelli che mi hanno detto che io faccio i distinguo, li faccio sì, è pur vero che il vicepresidente non ha incassato il quantum, cioè non ha mai percepito il bonus e non ha neanche presentato ulteriori documentazioni per avere il bonus. Forcolin, peraltro, prima del verdetto aveva comunque già rassegnato le dimissioni da vicepresidente e assessore, dicendo in una lettera aperta di aver preso la decisione a testa alta e di essere profondamente amareggiato per la violenza mediatica e la macchina del fango cui è stato sottoposto. Ad anticipare la decisione finale anche Riccardo Barbisan, sempre con lettera aperta. Resta un posto vacante in giunta, ma Zaia non ha intenzione di riempire la casella. Non farò nessuna nomina, perché lo trovo irrispettoso nei confronti dei Veneti a 40 giorni dalle elezioni a fare una nomina. E le deleghe non so se le distribuirò, le tengo io oppure le distribuirò e si chiude questa vicenda dolorosa. E da oggi il Presidente della Regione ha presentato anche la nuova ordinanza per arginare i contagi da Covid, tamponi obbligatori per chi rientra dall'estero, ordinanza in vigore fino al prossimo 6 settembre.
Tamponi obbligatori per chi rientra in Veneto dall'estero. Si concentra soprattutto sulla messa in sicurezza del Veneto dai contagi di ritorno la nuova ordinanza del Presidente della Regione. Test obbligatori dunque per chi fa parte di determinate categorie giudicate a rischio per la diffusione del contagio o vacanzieri che rientrano da paesi a rischio. Tra le persone obbligate a fare il test a ritorno in Veneto da qualsiasi stato estero, i lavoratori delle case di riposo per disabili, gli operatori sanitari di ospedali e strutture extraospedaliere, le badanti, i lavoratori stagionali del settore agricolo, i richiedenti asilo, i lavoratori di rientro da trasferte all'estero inferiori ai 5 giorni, se superiori c'è anche l'obbligo di quarantena, come per chi arriva dai paesi già individuati dal DPCM, l'obbligo di tampone anche per chi ha transitato per Bulgaria e Romania. Lavori in ospedale, lavori in un hospice, sei andato in Francia in vacanza piuttosto che in Croazia o in Germania, dove vuoi andare, in Finlandia o al Circolo Polare Artico, tu torni a casa, facciamo il tampone. Questi tamponi sono tutti gratuiti, ecco, precisiamo questo. L'altro capitolo riguarda i vacanzieri che hanno soggiornato nei paesi considerati a rischio. I paesi nei quali c'è obbligatoria la quarantena non si discute. Ce ne sono altri dove non è obbligatoria la quarantena, c'è l'Europa, Malta, Spagna, Grecia e Croazia, dove noi introduciamo l'obbligo del tampone. Per fare il tampone bisogna contattare la propria ULSS entro 24 ore dal rientro. La sanzione per chi non lo fa è di 1.000 euro. Previsti test rapidi negli scali portuali ed aeroportuali, mentre a Treviso si è avviata la sperimentazione dei test salivari. Il dottor Rigoli, fra l'altro, a Treviso sta testando anche la saliva. Ieri abbiamo avuto anche dei buoni risultati, mi diceva, nei test che ha fatto ieri, e noi speriamo che funzioni. Guardate, il test della saliva taglia la testa a toro. Brutto da dire, ma rende l'idea, nel senso che riusciamo a farci l'autodiagnosi. Infine, per cinema, attività sportive o spettacoli dal vivo continua ad applicarsi la distanza di sicurezza e l'obbligo di mascherina, precauzioni importanti in vista del Ferragosto. Per noi Ferragosto è festa in spiaggia, è festa dell'acqua e tutte le storie che sapete, no? L'invito ai ragazzi è di fare attenzione agli assembramenti, di pensare che portare la mascherina non è un'onta. È gestibile questa condizione evitando gli assembramenti e utilizzando la mascherina. Quindi l'appello che faccio ai ragazzi è questo: gli esiti di questo Ferragosto mal gestito li vedremo fra 14-15 giorni. Ed ora i dati dei contagi diffusi poco fa dall'azienda Zero: 54 nuovi positivi al Covid in Veneto da questa mattina alle 17 di oggi pomeriggio. Nel veneziano l'aumento più consistente con 19 nuovi casi che fanno salire a 1422 il numero complessivo degli attualmente positivi in Veneto, 229 nel veneziano, 3 i morti nelle ultime 24 ore. Da oggi l'ULSS 3 Serenissima ha fatto il punto sui focolai. Sentiamo. Tornano a salire, anche se di poco, i contagiati di Covid nel veneziano, dal periodo più nero da febbraio ad aprile, dove si erano raggiunti 763 casi, con la fase critica nella giornata dell'11 aprile con 128 positivi segnalati. Eravamo passati ad una fase di convivenza dove i positivi erano quasi azzerati. Ad oggi invece i positivi sono saliti a 146. In crescita sono i contagi di rientro dalle vacanze. A mutare è anche l'età media delle persone positive, che si sposta verso i 40 anni. Soggetti più giovani, spesso asintomatici, in grado di riuscire sostanzialmente a contrastare il Covid. Poco tempo fa, forse, questi contagiati sarebbero finiti in rianimazione. Questi 146 casi attualmente positivi hanno sostanzialmente due caratteristiche. La prima è quella di avere un'età media attorno ai 40 anni. Quindi un'età media che si è molto abbassata dai 60 che avevamo appunto nel marzo-aprile del 2020, siamo passati a 40. La seconda caratteristica è quella della sintomatologia. Il 94% di questi soggetti sono asintomatici. Le terapie intensive nel veneziano si sono svuotate, ma il piano della ASL 3 Serenissima per il prossimo autunno è pronto a contrastare la peggiore delle ipotesi. Quindi abbiamo sviluppato un piano che riguarda l'assistenza ospedaliera, che ci porta a sviluppare all'interno della nostra azienda, tra nuovi posti letto e posti letto da riconversione, un numero di circa 330 posti letto. Abbiamo sviluppato un piano per il potenziamento dell'attività di prevenzione e anche per quanto riguarda il potenziamento
miglioramento dell'assistenza territoriale. I focolai presenti nel territorio sono 18, anche se per il direttore generale della ASL 3, Paolo Dalben, sono tutti sotto controllo. La situazione è questa in sostanza: abbiamo avuto 27 focolai dal metà luglio, 9 sono spenti, sono focolai in parte autoctoni e in parte importati dall'estero. Coinvolgono circa 136 persone e sono comunque focolai che sono assolutamente sotto controllo, compreso il focolaio che si è sviluppato all'antica scuola di Battuti. Assembramenti. La discoteca al Muretto di Jesolo sotto la verifica da parte dell'amministrazione comunale su invito del prefetto di Venezia per dei presunti eccessi che si sarebbero verificati in dispregio alle normative anti-Covid. Il comune di Jesolo ha dato avvio alla procedura di verifica delle violazioni contestate alla discoteca al Muretto dalle forze di polizia per l'attuazione dei provvedimenti a carico dei titolari, afferma in una nota l'amministrazione comunale. Il procedimento fa seguito ad una comunicazione ufficiale pervenuta questa mattina dalla Prefettura di Venezia, che ha invitato l'amministrazione comunale a valutare adeguati provvedimenti nei confronti della discoteca dopo le ultime verifiche di questi giorni e delle violazioni accertate alle norme sul contenimento del Covid-19. Andiamo ora a Chioggia. L'impianto di stoccaggio di GPL non si farà in città. È arrivato il ministro Federico D'Incà per spiegare a residenti e categorie i motivi della decisione del governo. Per diverso tempo le possibili conseguenze della sua realizzazione sono state un fronte di dibattito non privo di polemiche. Ora l'arrivo del decreto legge agosto colloca l'impianto di stoccaggio del GPL di Chioggia tra i progetti che rimarranno sulla carta. Una decisione che arriva direttamente dal governo, ma che, sostiene Federico D'Incà, ministro veneto per i rapporti con il Parlamento, è frutto di un percorso condiviso a vari livelli. È una grande vittoria questa per la cittadinanza, per tutte le persone che hanno creduto in questi anni che questo impianto per il GPL, questo impianto per lo stoccaggio non dovesse essere costruito e realizzato vicino al comune di Chioggia. E per questo motivo come governo abbiamo voluto intervenire nel decreto di agosto mettendo a disposizione le risorse e una legge per cui all'interno di un patrimonio UNESCO non possono essere realizzati o messi in funzione impianti per lo stoccaggio del GPL. In visita a Chioggia, il ministro D'Incà ha incontrato a Campo Marconi il sindaco Alessandro Ferro e la consigliera regionale Erika Baldin, quindi all'Auditorium San Nicolò i rappresentanti delle categorie economiche cittadine, proprio per illustrare il decreto agosto nella parte riguardante il deposito GPL, un progetto cui il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto. Siamo riusciti finalmente a mettere una pietra tombale su quell'impianto che era sito a 200 metri dal centro storico abitato di Chioggia, una città con tantissimi abitanti, e questo era uno sfregio terribile per tutto il territorio e per le attività economiche che ruotano attorno a questo territorio. Dopo quello che c'è stato anche su Riva Lusenzo, dove anche lì siamo riusciti finalmente a ridare la titolarità delle case ai residenti che stavano da centinaia di anni, da più di un secolo in quelle terre. Non tutti però sono contenti di questo epilogo. Il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinesi, ad esempio, ha criticato un governo che da un lato parla di investimenti e occupazione, dall'altro li ferma. Di tutt'altro avviso i 5 Stelle, che sottolineano il lavoro di squadra compiuto tra i vari enti come un buon viatico per il futuro. Abbiamo cercato di poter condividere un percorso con la cittadinanza, come nel caso di Riva Lusenzo, per correggere degli errori del passato, e così in questo modo abbiamo finalmente risolto un problema che era al centro della discussione del comune di Chioggia e anche con una fortissima valenza per il futuro turistico di questa località balneare così importante per il Veneto. Leggiamo ancora oggi ricostruzioni fantasiose secondo le quali la Regione Veneto avrebbe dato il via libera a 2 linee dell'inceneritore di Fusina seguendo la linea del Ministero dell'Ambiente. Precisiamo che nessun via libera in tal senso è stato espresso né dal Ministero né tantomeno dal Ministro Costa, né sarebbe di sua competenza. Quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Ministro, nel quale si aggiunge che negli incontri intercorsi sia a livello politico che tecnico con la Regione si è parlato della terza linea, dell'inopportunità di perseguirla in quanto molto problematica sotto il profilo ambientale. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta. Potente esplosione questa mattina in un'abitazione a San Michele al Tagliamento, una donna è rimasta gravemente ustionata. Vediamo. Prima l'esplosione, poi il violento incendio. Questa mattina, poco dopo le 7, a Cesarolo di San Michele al Tagliamento, una donna di 70 anni è rimasta gravemente ustionata e portata via in elicottero dal 118 per essere ricoverata nell'ospedale di Udine. Suo marito è uscito fortunatamente illeso, sebbene al momento dello scoppio fosse anche lui all'interno dell'abitazione. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Portogruaro, San Vito al Tagliamento e San Donà di Piave, accompagnati dalle ambulanze di Portogruaro, Bibione e La Tisana. Sono tuttora ignote le cause dell'esplosione che ha distrutto gli interni della casa, devastando in particolare la cucina. Si ritiene che proprio qui si sia formata la scintilla che abbia provocato la detonazione, forse per una fuga di gas. 2 bombole sono state comunque recuperate intatte. Sul posto i carabinieri della compagnia di Portogruaro. Posti sotto sequestro 2 appartamenti a Jesolo e a San Donà di Piave, di proprietà di una donna. I locali erano in affitto a stranieri dediti allo spaccio e irregolari sul territorio nazionale. I militari della locale stazione dei Carabinieri di Jesolo, supportati da quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donà di Piave, dopo giorni di attività investigativa e di riscontro finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà una donna 58enne del luogo, pregiudicata per reati in materia di disposizioni contro le immigrazioni clandestine. In particolare è stato accertato che la donna, al fine di trarne un ingiusto profitto, ha dato in locazione 2 appartamenti ricavati all'interno della propria abitazione a 3 cittadini extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti irregolari nel territorio nazionale, per i quali sono state avviate le procedure per l'espulsione. I 2 appartamenti sono stati posti sotto sequestro. Nel corso delle indagini è stato rinvenuto nel corridoio antistante alle unità abitative 1 grammo di cocaina posto sotto sequestro. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni residenti a Marghera, un 32enne di origine tunisina in evidente stato di ubriachezza, urlava frasi sconnesse colpendo ripetutamente un cucciolo di pitbull di sua proprietà con tanto di chip, bloccato e condotto in caserma non senza difficoltà. Dopo aver verificato i suoi precedenti, i carabinieri lo hanno denunciato per maltrattamento di animali. Il cane, dopo aver ottenuto le cure del veterinario di turno, è stato affidato ad una struttura che se ne potrà occupare. Volontari al lavoro anche in pieno agosto per ripulire l'arenile di Pellestrina. Circa un centinaio hanno risposto con entusiasmo all'associazione Plastic Free. Più di 500 kg di plastica e rifiuti raccolti dalla spiaggia di Pellestrina. L'isola è plastic free, libera dalla plastica. È questo il risultato raggiunto da un centinaio di volontari, coordinati da Silvia Rossetti, dopo un pomeriggio di lavoro. Siamo qui oggi a Pellestrina per il primo evento ufficiale di Plastic Free Onlus. Io sono la referente per Venezia, abbiamo Riccardo Mancini, referente regionale. Una giornata, un pomeriggio, una passeggiata ecologica sulla spiaggia per informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibili sulla problematica della plastica monouso. Insomma, sappiamo tutti quelle che sono appunto le problematiche di questo accumulo di materiali, soprattutto nelle zone di natura come quelle che sono legate alle spiagge di Pellestrina. La risposta della cittadinanza è andata al di sopra di ogni aspettativa. Siamo numerosissimi e contenti di avere avuto la cooperazione di un sacco di associazioni locali, che ringraziamo tutte quante, e con cui adesso tra pochi minuti partiremo per andare ad iniziare la raccolta sulla spiaggia. L'iniziativa, sostenuta da diverse associazioni del territorio e anche dalle istituzioni locali. Ne faremo tante altre sul territorio, appunto iniziando da Pellestrina, ma anche l'isola di Venezia, gli Alberoni, ma anche nella laguna di Venezia, per raccogliere la plastica e avere un ambiente più pulito. Un grazie di cuore a tutti voi.
Oltre al ruolo operativo, non mancano tra gli intervenuti anche parecchi spunti di riflessione. È arrivato il momento che l'essere umano si renda conto della propria responsabilità che ha su quello che gli esseri umani finora hanno fatto alla terra e alla natura. Per negligenza personale, per cattive abitudini o cattivo insegnamento, ma ciò non conta. Conta che adesso ci sono molte persone che si sono scoperte l'anima pulitrice e hanno voglia di pulire con le varie associazioni. 150 kg di scampi hanno allietato il ritrovo di agosto del gruppo Bevanda con il meglio del rugby nazionale ed internazionale. Un centinaio i commensali, presente il capitano della nazionale azzurra, giocatori del Benetton Treviso e delle Zebre di Parma, arrivati appositamente in laguna per l'occasione. 150 kg di scampi preparati in 5 modi diversi hanno fatto diventare l'iniziativa del gruppo Bevanda Malamocco Lido di Venezia una delle clubhouse più famose e conosciute del mondo. La presenza di tanti campioni del rugby per questa 12ª edizione e la consegna a Sergio Tagliapietra Ciacci, re del Remo, dello Scampo d'Oro 2020. Questo ritrovo da tutti, da ex rugbisti e da ex giocatori e soprattutto da questo movimento qua il rugby del Lido di Venezia, e niente, sono già 3-4 anni che dovevo venire, per fortuna quest'anno mi sono ritrovato in zona, sì, che con molto piacere sono venuto e niente, sono cose bellissime per il rugby, non bisogna perderli e bisogna sempre venire, dare tempo e trasmettere le cose, così il movimento può andare avanti. Molti i campioni del rugby intervenuti per un'organizzazione impeccabile nel pieno rispetto dei protocolli. Ad una tradizione di agosto dove si mangia tutto a base di scampi e il numero degli ospitati sono ovviamente misti tra soci, atleti, giocatori e ex giocatori del rugby e anche di altri sport. Con una dedica speciale. La scampata è dedicata a un nostro socio che è scomparso prematuramente, è Giuseppe Moritz detto Tonci, un nostro grande amico, e abbiamo deciso di dedicare a lui la scampata che stava tanto a cuore a lui. Ospite d'onore il capitano della nazionale italiana di rugby, Luca BG. Siamo ovviamente molto carichi e contenti di ricominciare l'attività. Abbiamo lavorato duramente e sappiamo cosa ci aspetta, sarà un periodo molto intenso. Ripeto, alcuni principi sui quali dobbiamo lavorare, però l'intensità degli allenamenti, il lavoro svolto in questi mesi è stato ottimo, per cui ci presentiamo ai 2 derby con molta energia e saranno 4-5 partite prima della finestra internazionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. In Veneto sarà una giornata di tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità irregolare, in aumento durante le ore centrali quando saranno probabili rovesci e temporali. Temperature stazionarie o in locale diminuzione, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci sarà un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Sui rilievi nubi in aumento con piogge e rovesci. Temperature minime in aumento con minime previste tra 20 e 24 gradi e massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige ci saranno molte nubi sin dal mattino con un peggioramento dal pomeriggio e rovesci. Sui rilievi cieli nuvolosi per tutta la giornata con deboli piogge dal pomeriggio. Temperature minime stabili, minime intorno ai 18 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.